C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati amici, siamo di nuovo in Piazza del Mercato. Alle mie spalle, lo conoscete, Palazzo Beretta. Palazzo Beretta fu costruito nel 1558 su progetto di Ludovico Beretta, lo stesso architetto delle case del Gambero in Corso Palestro e della torre dell'orologio di Piazza Loggia. L'intervento servì a dare una residenza lussuosa ai mercanti di lino e dei panni, che nel corso di 100 anni si erano notevolmente arricchiti ed erano passati dai banchetti di legno a vere e proprie case nobilitate. Il palazzo subì modifiche negli anni 30 quando venne edificata Piazza Vittoria. Tutto il lato nord venne trasformato e ricostruito e l'ultima campata ad est fu tagliata per allargare la strada. Namà la l'otro o la l'altra e te do le la al mostas o il mus o la faccia. Lo chiediamo immediatamente. Facile, eh? Namà la l'otro e te do le la al mostas. Allora, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. È italiano anche, no? Sì. Beh, questa qui ci si aiuta a vicenda, che in questo momento insomma è anche importante. Anche al lavoro e anche nella vita bisogna... Geniale, assolutamente, direi che è un detto efficace. Santa donna. Sì, perché che un aiuto fa tutto. Quindi è ancora attuale questo detto. Sì, attualissimo. Namà all'altra, No, namà la l'otro namà la all'altra e te dole la al mostas. e te dole al mustache. Quindi che vuol dire? Ne va una carezza. Ho tanta fatica. Come carezza o? Sono mia di dire perché mi sono di Brescia. So bene, ma però questa che l'ho mai sentita quando mi ho 82 anni, non ho mai capito. Come 82 anni, ma veramente? 82. Una mala all'altro e tutte ore al mus. Il mus. Il mus perché l'altro bresciani sono così. Che vuol dire quindi? Lavarsi il muso, cioè le due mani servono per lavarsi il muso. Essere La faccia. sempre ben puliti. Beh, quello penso che ormai oggi come oggi l'acqua corrente ci sia dappertutto, no? Una mano la all'altra e tutte e due le dà al mus. E che vuol dire? Allora che una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. Complimenti, grazie. Grazie a lei, buona giornata. Una mano lava l'altra e tutte e due lavano la faccia. Facile, dai. Quindi qual è il senso? Beh, il senso è di venirci incontro, aiutiamoci, cerchiamo uno con l'altro di aiutarci. Con Collaborazione. la collaborazione. Brava, grazie. Prego. Una giovane mamma a spasso con le sue creature. Anzitutto complimenti, sono bellissimi. Grazie, grazie mille. Sono pure bravi? Sì, abbastanza. In questo momento non stanno... Non lamentiamoci. In questo momento non stanno litigando. Esatto, è già qualcosa. Che vuol dire? Una mano lava l'altra e tutte e due lavano la faccia? È giusto? Esatto, quindi collaborazione, no? Esatto, ci si dà una mano. Anche a casa? Insomma, non ancora tanto. Signora, lei da dove viene? Da Sermide, provincia di Mantova, però sono a Brescia da tantissimi anni, mi considero bresciana, sposato un bresciano. Ghera le melonere una volta. Ciao. Anche adesso? Anche adesso, perché il terreno è perfetto per anguri e meloni. Senta, namà la l'altro, questo si dice a Brescia, ma magari anche... Ma la l'altra e tutte e due la al mus. Ma signora, ma vede che la sai, quindi che vuol dire? Una mano lava l'altra, tutte e due lavano la faccia. Ci si aiuta, lei è a spasso col nipote. Con la nipote. Brava? Bravissima. Gliela dà la mancia ogni tanto? Sempre. Per quello che vengono dalla nonna. Anche l'altro nipote. Namà la l'altro e te do le la... La faccia. La faccia, alcuni dicono il mus, il mostas. E mostas anche. Sì. Che vuol dire? La faccia. Quindi è un detto che lei conosce. Ciao. È importante che Ho fatto 50 anni da sotto. namà la l'altro, l'altra, tutte e due la mostas, la faccia, il mus, insomma, intendiamola come vogliamo, il senso è quello, una mano lava l'altra e insieme, entrambe, lavano la faccia. Da sempre l'unione fa la forza e porta vantaggi. Arrivederci, grazie, alla prossima.